È come vedere che nessuno fa niente, invece tante persone stiamo lavorando per Dio. Anche lavorare non mi sembra una parola giusta, stiamo dedicando la nostra vita a Dio, per quello che Lui ci ha creato a noi. Non ci ha creato per andare a sappare la terra, anche se quello fa parte della nostra vita. Però il suo proposito maggiore è stato che ci ha creato perché noi dovevamo lodare Dio. E come voi sapete, lodare Dio non è semplicemente cantare, è obrare nella parola di Dio, è fare quello che il Signore ci dice di fare. Dicevo ieri, tante volte noi diciamo io voglio fare, Dio fa con la mia vita quello che vuoi fare te. Questa è una parola che quasi tutti noi cristiani usiamo, no? Però alla fine la decisione la tomiamo sempre noi, no? Decidiamo noi che cosa fare, decidiamo noi tutte le cose. In questo modo Dio non può guidare la tua vita. È come se te mi dici, puoi guidare la mia macchina, poi tu sei dalla parte dove si guida. Quindi quando noi diciamo Dio guida la mia vita, guida tutto quello che faccio, bisogna essere anche lasciarlo guidare, lasciare fare a Dio quello che vuole fare con noi. È molto difficile in questo mondo dove ci troviamo sempre delle complicazioni, no? Però noi dobbiamo attuare di una maniera spirituale e veramente lasciare a Dio che guidi la nostra vita. Veramente lasciare Dio che decida quello che dobbiamo fare. E come possiamo fare questa cosa? Preghiera, digiuno e tanta pazienza con tutti questi problemi che abbiamo intorno a noi. Però per fortuna c'è Gesù Cristo, nostro Salvatore, che ci protegge, ci dà la pazienza e ci fa anche arrabbiare quando è il momento. Perché non pensiamo che noi cristiani siamo santi. Non siamo santi. Prima di tutto siamo esseri umani che anche noi ogni tanto ci arrabbiamo. Però poi ci arriva intesa dicendo, se mi sono arrabbiato, Signore, perdonami, per la prossima volta proverò a mettere meno di me e più di te. E questa è una cosa molto, molto saggia. Quando noi mettiamo più di Cristo e meno di noi. E così possiamo andare avanti per la strada che il Signore ha preparato e sta preparando per noi. Amen. Ora vorrei che Anna Maria, so che ti deve alzare, però vorrei che per favore venisse qua e facciamo una preghiera per il pastore che o ti può alzare lì, va bene, senza venire qua, che il pastore che è partito per la Svezia e sta portando la parola del Signore a tanti fratelli là che hanno bisogno come noi. E quindi apriamo questo culto prima di tutto con una preghiera per il pastore e la sua famiglia, sperando che tutti loro stiano bene e che il Signore possa agire, che sono sicuro sta agendo là come qua, come in tutto il mondo. Piano piano siamo in tanti. Amen. Prego, Anna Maria. Sì. Signore Padre Santo, tu conosci la nostra vita, conosci quello che facciamo, conosci come trascorriamo le nostre giornate, che cosa diamo a te, che cosa invece vorremmo che fosse per te, ma in realtà è per noi. Ascoltavo stamattina
una meditazione sulla superbia. Si può arrivare a fare grandi cose dicendo che sono di Dio, ma in realtà poi sono per la nostra superbia, per essere qualcuno. Ti chiedo, Signore, liberaci da tutto questo, Signore. Liberaci da tutto quello che ci inorgoglisce, che ci innalza e fa che davvero ogni cosa che facciamo è solo per te. Anzi, ti chiedo, distruggi tutto quello che crediamo di fare per Dio, ma lo facciamo per il nostro orgoglio e per la nostra superbia. E purtroppo questo è un male che ci invade un po' tutti, perché tutti desideriamo essere qualcuno, far bella figura, essere considerati. Ti chiedo, Signore, veramente per me, per tutti i miei fratelli, per il pastore, per chiunque, Signore, quello che facciamo, pur essendo cose di Dio, le facciamo invece per innalzare noi. Ti chiedo, Signore, distruggile. Ma distruggile subito, Signore, non permettere che non facciamo niente se non solo per te. Questo è quello che dobbiamo desiderare, perché i giorni passano svelti, ve lo posso assicurare. Passano molto svelti. Facciamo in modo di avere, non dico le mani vuote, ma quasi, quando andiamo davanti a Lui. Cerchiamo di lavorare per Lui. E questo te lo chiedo in modo particolare per quelli che sono a capo delle comunità, perché siano degli esempi autentici del tuo amore per noi e che ciascuno agisce non per la propria gloria, ma per la tua, Signore. Perché tutto venga fatto per la tua gloria, Signore. Perché tutto sia fatto secondo il tuo volere, non secondo quello che noi desideriamo fare per la tua gloria, ma se tu non lo vuoi, che non sia fatto, Signore. Ti chiedo questo, dacci la forza, fa che abbiamo il coraggio di guardarci dentro e di dire a noi stessi, chiedere al Signore quello che Lui vuole da noi, come ha fatto Gesù del resto. E noi dobbiamo seguire Gesù. E quindi chiediamo anche a Gesù che ci illumini in tutto questo, perché Lui è stato un uomo come noi, persona umana come noi, e Lui ci capisce e sa quando davvero lavoriamo per la gloria di Dio e quando invece il nostro orgoglio, la nostra superbia entra dentro. Signore, aiutaci in questo, non permettere che niente sia fatto per noi, ma solo per te. Te lo chiedo, Padre, nel nome di Yeshua. Amen. E quindi proseguiamo il nostro culto. Per ora vorrei che ognuno di noi facciamo una bella preghiera chiedendole al Signore che è molto importante, di non permettere che noi come esseri umani, come servitori di Cristo, vogliamo prendere il posto di Cristo. Questo succede a noi cristiani tante volte perché noi pensiamo che vogliamo prendere la visione, vogliamo prendere il centro di tutte le cose e tante volte serviamo a Cristo, serviamo Dio, pensando che noi siamo quelli che dobbiamo cambiare le persone, pensando che siamo noi che dobbiamo fare tutte le cose. Invece dobbiamo mettere Cristo, dobbiamo mettere Dio al primo posto nella nostra vita e lasciare, come detto prima, che sia Lui agire tramite noi per poter fare delle cose. Non è un segreto per nessuno che oggi come oggi stiamo vivendo nella Chiesa cattolica, tutte le chiese stiamo vivendo un periodo nel cui Gesù Cristo è stato messo fuori dalla porta. E sono tanti attori e tante persone che vogliono prendere questo posto, pensando che se
c'è questa persona qui, le cose andranno meglio. Se c'è questo pastore, se c'è qui, se c'è là, tutte le cose andranno meglio. E sappiamo che quando le cose devono andare meglio è quando c'è Gesù Cristo nella nostra vita. E quando noi facciamo le cose perché Dio è al primo posto. E quindi facciamo una bella preghiera tutti insieme, in voce alta come volete, chiedendole a Dio che sia Lui il primo nella nostra vita, che sia Lui la sostanza per cui noi siamo qui, che sia Lui l'obiettivo numero 1 per cambiare le vite nelle persone. Amen. Gesù, oggi ti chiediamo, tutta la nostra Chiesa, tutti i tuoi figli, che te non lasci che siamo noi a prendere il tuo posto, che non lasciarci pensare che senza di noi niente andrà avanti e che se senza di te, Signore, che non possiamo stare, che sia sempre te a stare nella nostra vita, che sia sempre te a farci guidare, Signore, che dobbiamo guardare te come punto di arrivo per la vita eterna e che sia solo tu, Signore, che possa agire nella vita di ognuno di noi, di tal modo che noi possiamo far vedere che siamo i tuoi figli, per i frutti che ci fai dare con il tuo Spirito Santo. Amen. E ora chiamiamo la sorella Jessica che ci farà ascoltare delle lode per tutti noi e per Gesù Cristo. Paz a tutti, lodiamo al Signore 703, 603. Jesus, te adoramos, proclamando-te re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lode noi ti esaltiamo, di un lode un trono ti prepariamo, di un lode un trono ti prepariamo, di un lode un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei re. Gesù, ti adoriamo, proclamando-ti re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con lode noi ti esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Alleluia. Louvado seja Dio. 508. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, que che intorno a me diventa ombra, nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore. Em desculpo
la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando velo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, e scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Alleluia. 14. Parla, parla, Signore, in quest'ora, che con cuore tu voglio ascoltare, e tu diri trasforma, ristora, rende sábio e fa prosperar. Benedito teu nome eterno, che tu parla che ascolta qualcor, di giustizia, di amore superno, de alegreza, de paz e esplendor. Parla, parla, Senhor, que ascolto, com meu core, com tutta la fé, riguardando ao glorioso tu volto, que risplende de amore su me. Benedito o teu nome eterno, que tu parla che ascolta qualcor, di giustizia, di amore superno, di alegreza, de paz e esplendor. Parla, parla, meu core, puoi dire, grande cosa e benigno, Senhor, e sou pronto, disposto a obbedire la parola de grande tuo amor. Benedetto in teu nome eterno, che tu parla che ascolta qualcor, di giustizia, di amore superno, di alegreza, de paz e esplendor. Amém.
Amen, amen. Io sempre quando parlo con gli amici che non conoscano niente della Bibbia, no? Il mio linguaggio è molto diverso perché poi non è che le vado a dire il versicolo questo dice questo perché loro non le interessa niente della Bibbia, no? Però le faccio un esempio crudo così. Le dico, guarda che quando noi arriviamo davanti a Dio, lassù, Dio è molto giusto. E questa è una delle qualità di Dio, giustizia. Gli dico, guarda, Lui ci metterà a tutti davanti a questo grosso schermo, ti metti a sedere lì, ti porta anche il popcorn perché è giusto. E ti dice, guarda, ora qui sono due porte. La porta che va all'inferno, così si chiama inferno, non lo trasformiamo in un'altra parola più bella perché sennò inferno e questo è il paradiso. Ora io ti metto il film della tua vita e dopo decidi te quale porta tu devi prendere. E lì Dio ci farà vedere tutto quello che noi abbiamo fatto. Ti farà vedere quante volte te sei andato a cercare, a parlare di Lui, ti farà vedere quante volte ti ha dato l'opportunità di che te ti convertessi nella tua vita, di che te cercavi di Dio, ti farà vedere tutto. E da lì uno decide dove andare, ma non perché ha deciso, perché siccome Lui è stato giusto con noi, e così noi vediamo in dove dobbiamo andare. Io spero che tutti noi si vada per la porta del paradiso. Amen. Sappiamo tutti che cristiani o non cristiani diciamo sempre io spero che Gesù Cristo arrivi presto. Ma siamo pronti se arriva oggi? Questo è un problema. Non siamo pronti. Siamo pronti ora perché siamo qui dentro e stiamo predicando la parola di Dio, ma appena andiamo fuori diciamo tante volte Gesù Cristo non venire ora, vieni fra un'oretta perché ora sono molto a fare cose che non sono per te. Quindi prepariamoci perché quando Gesù Cristo arriverà chi non è pronto rimane qua. Quindi proviamo a portare una vita sana. È difficile, è molto difficile, perché non siamo santi e viviamo, io dico più qui in Italia, un paese un po' liberale, no? È ancora più difficile perché arriveranno i tempi in cui le cose buone sembreranno le cose cattive e le cose cattive sembreranno le cose buone. Siamo davanti a un mondo dove le cose non si possono chiamare per il suo nome, come c'è scritto nella Bibbia. Dobbiamo chiamarla diversamente perché sennò qualcuno si offende. Quindi ragazzi, occhio, e io spero che ognuno di noi possa vivere una vita di preparazione, possa vivere una vita di prontezza, in cui siamo pronti, ma non pronti a altre cose, pronti a se Gesù Cristo, quando lasciamo lì fuori, arriva nella nuvola bianca. E state attenti, stiamo attenti, perché dice suonerà la tromba. Ma molto probabilmente questa tromba sta suonando e noi non la stiamo ascoltando. Quindi la tromba suonerà per quelli che hanno gli orecchi di Cristo. E può darsi che questa tromba stia suonando e noi non la stiamo ascoltando. Segnali ci sono già. Tanti. E quindi stiamo attenti.
Amen. Questo non è paura. Questo non è paura, non voglio mettere paura a nessuno, questo è la parola di Cristo. Questa è la parola che taglia forte come una spada. Queste sono parole di correzione, parole che dobbiamo essere pronti, parole che ti danno il sentito, il sentimento che lo Spirito Santo solo dà quello. Solo con lo Spirito Santo possiamo sapere tutte queste cose. Amen. Ora il fratello Wallace si può passare per favore a pregare per le decime e le offerte. Amen. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amen? È un piacere essere qua, oggi è stato un culto benedetto a Firenze, ringraziamo a Dio, amen? Alziamo in piedi per fare questa preghiera in reverenza al nostro Dio, amen? Preghiamo. Signor Dio, siamo qua per dare a Te tutte le lodi, ó Padre. Ora siamo qua e è ora della colletta, che possiamo aprire i cuori di uni che sono qua in questa sera, che loro possano offertare con grazia, con gioia, perché è per il mantenimento della tua casa che possiamo essere fedeli nelle decime e nelle offerte, ó Padre, para il mantenimento della tua casa. Tutto qua è per noi, ó Padre. Ti ringraziamo, ó Padre, que possa dar a nós lavoro, que possa dar a nós mantenimento sia que espirituale e sia que anche carnale, ó Padre, qua della terra, perché dobbiamo questo, no? Ti ringrazio, ó Padre, per i miei fratelli che sono qua, benedica tutti loro che sono qua. Ti ringrazio, amen. E così chiamiamo anche la sorella Paola che ci canterà fra il tempo che noi facciamo le decime e le offerte. Saluto a tutti con la pace del Signore. Grazie a Dio di questa opportunità di stare qui. Alleluia. Lodiamo al Signore perché il Signore è buono. Amen, Gesù. La sua bontà è grande per noi. Alleluia. In Matteo 6,33 dice: cerca prima il regno di Dio, sua giustizia, che le cose saranno. Come? Tutte le altre cose le saranno. Amen. È venuto, ma non ha visto così, che dobbiamo cercare il Signore in prime cose, perché il Signore prende cura di noi in piccoli dettagli. Non sa che cos'è? Dettagli? Il Signore prende cura di noi in dettagli, piccolo. Una volta io stavo lavorando e come si dice quello di fare a polizia, un prodotto. Io ho detto, ma dove metteva questi prodotti? E cercava i prodotti e niente. È andato 4 volte e pensavo, no, deve essere di là. E niente, io dico, hai parato così? Hai detto, Signore, dove metteva questo negozio? Quando ha detto così al Signore, il Signore dice, va di là. Io ho andato. Quando è andato, Dio mi ha fatto vedere. Vedi? Che una cosa piccola, ma sappiamo che il Signore
tutto il tempo il Signore è con noi. Alleluia, gloria a Dio, in piccole cose. E quando io dico, guarda, io non sono niente, è come una formica io, piccolo piccolo, ma il Signore che è grande si importa con me, che sono piccola, e si importa con te. Alleluia, perché il Signore vede tutta la terra, tutto il mondo, tutte le persone del mondo uguali. Insieme al Signore siamo uguali. Alleluia. Non è meglio, non è pioggia, no. Tutto è uguale a Dio. Siamo amati di Dio uguali. Alleluia. Gloria a Dio. Andiamo a pregare e a lodare il numero 26 del nostro cantico. Viva Cristo, eterna minha riqueza, roupa, escudo, arca de salvezza, la sua luce mi conduce a perfeita santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. Son sicuro che contento Lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro in vita e dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mi ha ricetto, dai fedeli onora benedetto, in suo bene mi sostenne, nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor di santi, in cui vivo e vivono tutti quanti, gli eletti, benedetti, dall'eterno suo Evangelho. Amém. Glória a Deus. Viva Cristo. Aleluia. Ecco. Allora, siccome ha detto la sorella che Dio è con noi in tutti i momenti, in tutti i momenti c'è Dio, per fortuna, perché se non c'era Dio che aveva il controllo di questo mondo, era un gran problema. Per fortuna c'è Dio. E siccome Dio è in tutti i momenti con noi, la sorella Gladys ha un testimonio da raccontarci oggi. Amen. La professoressa mi sta guardando per bene. Sì. Buonasera. Bene. Tre anni fa io avevo messo per il permesso di soggiorno come asilo politico, no? In questo momento pues me han ¿cómo se han quedado con mi pasaporte? ¿Cómo? ¿Cómo si dice? Hanno rimasto il mio passaporto. Perché? Perché questo è così, no? Con questo permesso è così. Bueno, e io stavo pregando per il Signore, che Signore, io voglio del mio passaporto perché mi piacerebbe andare al mio paese a visitare la mia famiglia. Con questo non posso farlo. Bueno, e stavo pregando también per il giorno, me mancava una sola, una appuntamento, l'ultimo, con la prefettura. He andato e pregato per la persona che me va a fare la intervista, sì. Bueno, y me tocó un señor gentilísimo, espectacular. Yo me sentí tan como si stava parlando con un amico, no? Questo signore è un signore gentilissimo. Mi ha andato benissimo il Signore con me in tutto questo. Quando ha finito la intervista, sì, mi ha detto grazie
per tutte le cose, come io le aveva raccontato tutto lo che lei me fa la questione, sì? Bueno, è andata alla mia casa e pregava il Signore. E qual sarebbe 15 giorni, questo non passa, 15 giorni dopo, il 24 Natale, mi è arrivata alla casa la risposta. Questo dimora un mese, 2 mesi. La risposta mi è arrivata alla mia casa, è arrivata alla mia casa. E io quando no, mi hanno detto di no, e voy leyendo, ¿cuál? Y le scrivo all'avvocata mi ha detto, Gladys, ti hanno dato un permesso speciale. Un permesso speciale, me van a dar mi van a ritornare il mio passaporto. Un permesso speciale, no se lo danno a tutto il mondo. Entonces, una cosa meravigliosa. Mi van a dar un permesso elettronico, sono felice per questo. Io stava zitta, però io dico, io devo darle questa è la testimonianza di questa cosa che per me, sì, sono felice, grazie al Signore per tutto questo. Hai visto? Un permesso speciale, come abbiamo tutti noi qui. Abbiamo un permesso speciale per essere qui a lodare il Signore. Amen. Amen, amen. E ora abbiamo la sorella che... Milvia, sì. La sorella Milvia che ci farà una poesia speciale, anche questa poesia. Bene, sorella. Pace a tutti. Allora, io ho scritto questa poesia tempo fa, è intitolata Le due vie, e io, parlando di quello che vedo nella nostra civiltà occidentale, per me i sacrifici che facciamo per andare al Signore non mi sembrano così pesanti, però poi in un certo senso, anche se sono pesanti, vediamo che andando dal Signore, avendo il Signore nel cuore, non sentiamo tanto sacrificio. E siccome sto leggendo ora un libro che parla delle persecuzioni in Cina e di un fratello che ha sofferto delle cose inimmaginabili, ma quanto il Signore è stato presente, che miracoli, cose pazzesche che qui non succedono. E quindi, insomma, dicevo, mi dispiace di avere fatto questa poesia dove non si vede quello che veramente io sento, che quando c'è questo amore così forte, perché le chiese lì in Cina sono chiese familiari, perché non possono andare allo scoperto, ma c'è un amore così grande. E per via di questo ragazzo che all'inizio, appena è venuto il comunismo, non c'erano più Bibbie in giro, e lui cercava a tutti i costi una Bibbia perché aveva questo desiderio di conoscere bene il Signore. E quando l'ha conosciuta, l'ha imparata a memoria immediatamente, e di lì, da parte sua, sono venute tante conversioni, ma tante. Allora, noi qui in Occidente, purtroppo, e forse anche per fortuna, non abbiamo tutte quelle persecuzioni, ma quando c'è una persecuzione il Signore dà così tanta forza e così tanta potenza anche alle persone, non potenza, è la sua potenza, la potenza del Signore, e si vede davvero il Signore quanto è grande, cose inimmaginabili. E purtroppo questo libro non è più in commercio perché è stato scritto, finito, l'hanno pubblicato nel 2005, qualcosa così, non l'hanno più ristampato, forse c'è in brasiliano, si chiama Fratello Yun, detto l'uomo celeste. Se si trovasse in Brasile, leggetelo perché è meraviglioso.
e quindi io chiedo al Signore di farci sentire di più il suo amore, perché è talmente bello quello che questa persona sentiva anche nella sofferenza, talmente grande, e fratelli che si convertivano, e ora sono milioni in Cina, nelle chiese nascoste, milioni. Quindi a volte noi non crediamo che in Cina non ci siano molti convertiti, invece veramente ce ne sono tanti. Quindi io leggo quello che avevo scritto secondo la mia esperienza. È intitolata Le due vie. C'è una via che porta alla salvezza, è una via stretta in mezzo a tante vie. La trova solamente chi la cerca, se sa vedere che le altre sono vane. Vie che sembrano comode e in discesa, ma lastricate di dolore e pianto. Davanti alla via stretta c'è una porta che è sempre aperta per chi vuole entrare. La strada è un po' in salita ma non stanca, perché è come un sentiero di montagna, dove l'aria è frizzante e profumata. Chi la percorre cammina nella luce e non si perde se guarda sempre avanti, superando gli ostacoli e le prove con la forza di chi vede la meta. Su questa via occorre essere leggeri, liberi da quei carichi e fardelli che rendono il cammino faticoso. Lasciarli è una rinuncia che non costa, che un po' costa, come costa all'atleta il sacrificio di occupare ogni istante ad allenarsi, perché chi anela a salire sopra il podio sa che il traguardo vale più dell'oro. O voi che camminate in quelle strade larghe e talvolta piene di baldoria, dove il vizio è virtù e obbligo il piacere, vie dove conta l'accumular denaro, anche frodando il salario all'operaio, vie dove il povero viene disprezzato, vie dove il centro di tutto è il proprio io, che persegue il guadagno ed il potere, chiudendo gli occhi e le orecchie alla giustizia. Cosa sperate nel giorno dell'angoscia? Chi vi soccorrerà in quel momento? Non avrete risposte dentro voi, perché voi non avrete seminato ciò che nutriva il vostro vero bene. Perciò raddrizzi l'empio i suoi sentieri e lo stolto chieda a Dio l'intelligenza. Cammini l'uomo finché ancora ha luce, che il nostro Padre può ancora perdonare. Amen. Amen, amen. Allora, chiamiamo la sorella Giossi, facciamo una preghiera per Giuseppe, che è stato l'intervento, so che ha fatto l'intervento. Facciamo una preghiera per Giuseppe, per quell'altro Giuseppe che è un po' che non lo vediamo, e per tutte le persone che non hanno potuto venire oggi in chiesa per un motivo o per un altro. La sorella Giossi starà a pregare e poi dopo andiamo a sentire che cosa. Com'è? Speranza. Esatto, per tutte queste persone che oggi non sono qua. Aaron che ha la febbre, la moglie Elisabeth. Vieni Giossi. E poi sentiremo Talis, che il Signore ci ha mandato a dire con lui. Gloria a Dio. Pace a tutti. Preghiamo. Ivanete manda avisa que está em hospital. Não pôde venir. Ok? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, te engraciamos pela vitória de José, Pai. Aquele intervento foi bom resultado. Graças, Senhor. Graças por tu misericórdia.
Sabemos, Senhor, que a tua misericórdia é renovada giorno por giorno, dia por dia, tua misericórdia é renovada nas nossas vidas. Sabemos, Senhor Jesus querido, que nós somos falhos, nós não merecemos, mas o teu amor por nós é grande. Como a tua palavra diz que foste tu lá em João que nos escolheste, não fomos nós quem escolhemos a ti, mas tu nos escolheste para dar bom fruto. Meu Pai, abençoa também Esmeralda, Deus. Ó, Jesus, repreende, meu Pai, aquela enfermidade. Mostra aos médicos, Senhor Jesus querido, o que está acontecendo no seu corpo. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Eterno. Veja o outro Josepe, Pai. Jesus querido, Tu és grande. Antony, nos te apresentamos também. Aaron, meu Senhor. Antony, que ainda está no hospital. Meu amigo fiel, dê vitória à Tua igreja, Pai. Precisamos de Ti. Tu és a nossa força. Tu és a nossa única esperança, Deus. Confiamos em Ti, não confiamos nos homens. Sabemos que Tu deste sabedoria aos homens, Senhor, para dar-nos melhores momentos de vida aqui na terra, Senhor. Portanto, eu te peço que, em nome de Jesus, Josepe não pegue nenhuma infecção, Senhor, como da última vez. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Traga ele em paz, abençoa todos os exames que ele precisa fazer. Ó, Jesus querido, que dê tudo bem, que tudo, Senhor Jesus amado, seja para a honra e glória e louvor do Teu nome. Queremos ver também Esmeralda aqui agradecendo, Senhor Jesus amado, uma cura, uma providência. Meu Pai, queremos ver Darlene também agradecendo, Pai, pela sua vitória do seu filho. Pai, sabemos que Tu, Senhor, não estás com os ouvidos agravados, como diz Isaías 59, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e que tuas mãos não estão encolhidas para que não venha abençoar e salvar. Meu Pai, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amen, amen. E ora lasciamo la parola al fratello Talis. Amém. Preghiamo per la classe felice. Dopo la parola di Dio. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, nesta noite te apresentamos, Senhor, as crianças da Tua igreja, que o Senhor continue dando a elas a Tua graça, a Tua força, que elas possam, Senhor, crescer a cada dia na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te entregamos cada criança em Tuas mãos. Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pace a tutti. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Apriamo le nostre Bibbie in Atto degli Apostoli, capitolo 16, versito. Ora
professoressa abbia un po' di pazienza perché non è che traduco per bene, amém? Amém. Sono dei due giudici qua davanti, guarda. Mamma mia. Glória a Deus. Atos capítulo 16, Atti capítulo 16, do verso 7 verso 7, até o versículo de número 18. fino al versetto 18. Pode ler. Giunti ai confini della Mísia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non permesso loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. E durante la notte apparve a Paulo una visione e egli stava davanti un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercamo subito di passare in Macedonia. Persuasi che il Signore e aveva chiamati là per annunziare il loro Evangelio. Perciò, sapendo di Troas, puntamo diritti su Samotracia e il giorno seguente di Neapolis e di là Filipe, che la prima città di quella parte della Macedonia è una colonia romana, e restiamo in quella città diversi giorni. E rimaniamo in quella città diversi giorni fino a 18. E il giorno di sabato andiamo fuori dalla città lungo i fiumi, dove era il luogo ordinario della preghiera, e postisi a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunanti. Una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare, e il Signore apre il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. Dopo essere stata battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicata essere fedeli al Signore, entrate in casa mia e fermatevi, e ci costrinse ad accettare. Avvenne che, mentre andavamo al luogo della preghiera, ci viene incontro un giovane serveva che aveva un spirito di adivinazione e che, facendo indovina, procurava muito guadagno ai suoi padroni. Costei messasse a seguire Paulo, e noi gridava dicendo: questi uomini sono servi di Dio Altissimo e ci annunciano la via della salvezza. E edi essa fece questi per molto giorno, ma Paolo, infastidito, ci voltou e disse allo Spirito: io ti comando nel nome di Gesù Cristo di uscire da lei. E egli uscì in questo istante. Amém. Amém? Estamos diante de um texto Siamo davanti di un testo que fala da segunda viagem de Paulo. e parla del secondo viaggio di Paolo. Nós sabemos que Paulo foi um grande missionário, Nós sappiamo che Paulo è stato un grande missionario, mas ele não foi um missionário porque quis fazer missões, ma lui non ha voluto essere missionario, mas porque o Espírito do Senhor falou que ele deveria fazer essa missão. ma lo Spirito ha raccomandato a lui di fare questa missione. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13.
Nós vediamo questo in Atos capítulo 13, 13. onde a Bíblia diz que a igreja de Antioquia E la Bibbia dice che la chiesa di Antiochia estava orando e jejuando. era in preghiera e digiunavano. E o versículo 2 diz que o Espírito Santo disse: Il versicolo 2 dice che lo Spirito Santo dice, "Apar- Apartai-me a Saulo e a Barnabé apartai-mi Saulo e Barnaba para a obra que eu os tenho mandado." per le opere che io raccomanderò. Então, todas as vezes que a gente ora e jejuma, E tutte le volte che preghiamo e digiuniamo, estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito siamo Santo. sensibili per sentire la parola dello Spirito Santo. Então, a igreja primitiva era uma igreja que orava e jejuava. La chiesa primitiva era una chiesa che digiunavano e oravano. E o Espírito Santo os conduziam. E lo Spirito Santo di Dio o conduceva. E nós vemos aqui em Atos 16, E vediamo qua in Atos 16, o Espírito Santo também conduzindo Paulo e Silas. lo Spirito Santo che conduceva Paulo e Silas. Nós vemos que eles estão passando pela Frígia, Vediamo che loro stanno passando pela Frigia, ali na província da Galácia. ali nella provincia di Galassi. Eles desejam ir pregar na Ásia, Loro ce l'avevano nei cuori il desiderio di andare in Africa, na Ásia. na Asia. Mas a Bíblia diz Ma la parola la Bibbia dice, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. ma loro sono trattenuti dallo Spirito Santo. Observe que eles desejavam pregar. Guardatevi che loro desideravano andare a predicare la parola di Dio. Pregar é bom. Predicare è buono. Eles não desejavam pecar. Loro non desideravano entrare nel peccato. Eles desejavam pregar. Loro desideravano predicare la parola di Dio. Era algo bom. Era algo piacevole, no? É mandamento de Deus pregar. È comandamento di Dio. Mas até para pregar, Però anche per predicare você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. te deve essere guidato dallo Spirito Santo. Porque não é qualquer palavra que você vai levar. Perché non è qualche parola che andrai a predicare. Não é a palavra do político. Non è la parola di un politico. Não é a palavra do médico. Non è la parola di un medico. Não é a palavra de um filósofo. Non era la parola di un filosofo. Não é a palavra de um psicólogo. Non è la parola di un psichiatra, psicologo. É a palavra do Deus vivo. È la parola di Dio potente. Então, eu e você precisamos Io e voi precisamos ser guiados pelo Espírito. precisamos essere guidati dallo Spirito Santo. Ainda que ele frustre as nossas vontades. Anche che lui Frustrazione anche che lui non essere d'accordo a te, ti frustra. Ti frustra, anche se lo Spirito Santo ti frustra, mesmo você ao tentar a fazer algo bom. mesmo quando ti hai nel cuore di fare algo buono. Por isso que devemos orar e jejuar. Per quello dobbiamo predicare e jejuare. Senhor, faz a tua vontade. Senhor, fare la tua volontà. Porque Deus tem a direção certa. Perché Dio ha la direzione giusta. Por isso que você não deve ficar frustrado. Per quello che te non deve abbattere il tuo cuore. Quando as coisas estiverem dando errado. Quando le cose sembra che camminano in un posto sbagliato. Talvez esteja dando errado para você. Magari sia sbagliato per te. Mas para Deus você está no caminho certo. Ma per Dio sei nel cammino giusto. Amém? Às vezes está apertado. Às vezes siamo costretti. Você quer sair desse local. Te vuoi uscire di questo luogo. Porque é desconfortável. Perché è scomodo. Mas para Deus está tudo certo. Ma per Dio è tutto corretto. Você vê isso na Bíblia. Te guarda, te vede in questo nella Bibbia. Quando Moisés entrou na fenda da rocha, Quando Mosè è entrato nella fenda delle rocce, ele viu a glória do Senhor. lui ha visto la gloria di Dio. Não foi em qualquer lugar. Non è stato in qualsiasi luogo. Foi na fenda de uma rocha. Foi nella fenda della roccia. Só tinha todo lá
era costretto così, mas era o local ma era il luogo que Deus manifestava a sua che glória. Dio è manifestato la tua gloria. Quer ver a glória de Deus na sua Vuoi vida? vedere la gloria di Dio in vostra vita? Você vai vê-la Te vedrai. quando você não vê nenhum sinal bom na terra. Quando te non vede nessuno segnale nella terra, Mas os céus não vai deixar você frustrado. ma il cielo non lascerà voi frustrato. Se os socorros da terra falham, Se i soccorri della terra ti falhano, os dos céus não falharão. e del cielo non mancherà mai. Porque o Senhor tem anjos Perché il Signore Dio c'è angeli, e Ele envia ao meu e ao teu respeito. e Lui invia questi angeli a te e a me per soccorrersi. Então nós vemos aqui no texto sagrado Então guardiamo in questo testo sacro que a agenda do apóstolo Paulo che l'agenda dell'Apostolo Paolo era guiada pelo Espírito Santo. era guidata dallo Spirito Santo. E eu me lembro de Davi. Io mi ricordo di Davide. Davi tinha um sonho Davi aveva un sogno e ele desejava muito construir um templo para Deus. e lui voleva nel suo cuore costruire un templo, un luogo per Dio. Ele tinha o recurso, Lui aveva i recursi, i soldi. ele tinha o construtor, Lui aveva anche i costruttori. ele tinha o sonho, Lui aveva il sogno. ele tinha todos os meios para colocar em prática. Lui aveva tutti i mezzi per fare questa costruzione, Mas não era da vontade de ma Deus. non era dalla volontà di Cristo, di Dio. E certa vez, E certa vece ele compartilhou do seu desejo lui ha compartilhato del suo desiderio com o profeta Natan, con il profeta Natan, o seu amigo. il suo amico. E naquele momento, In quel momento o profeta il profeta falou como um amigo, ha detto con un amico, não como profeta. non come il profeta. Ele disse assim: Lui ha detto così: ó rei, "O re, faça tudo aquilo que está no teu coração. fai tutto quello che è nel tuo cuore, Que Deus está neste che negócio. Dio è in queste cose." O rei se alegrou com essa E il palavra. re Davide si è allegrato con questa parola. Quando Natan foi embora, Quando Natan è uscito, a Bíblia diz que Deus falou com Natan. la Bibbia dice che Dio ha parlato con il profeta Natan. Volte lá Torni indietro e diga a ele e dica a lui que ele não vai construir um templo para mim, che lui non costruirà il templo per me, porque as suas mãos são manchadas de sangue. perché la loro mano, le sue mani stanno sporche di sangue. E às vezes é assim na minha, na sua vida. E a volte è così nella mia vita e nella vostra vita. Você tem o sonho, Voi avete il sogno, você tem o recurso para fazer, avete il recurso per fare, você tem o contato de quem pode fazer, avete i contatti, i numeri di quelli che possono fare, mas se Deus não quiser, ma se Dio non vuoi, você não vai fazer, voi non facetevi, porque é impossível perché è impossibile você conseguir te conseguire fazer aquilo que Deus não quer que você faça. uscire a fare quello che Dio non vuole che ti faccia. Ele nos impede, Lui non impediscono, assim como o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de ir para a Ásia. anche come lo Spirito Santo ha trattenuto Paolo e Silas Para ir per para andare in Africa, a Ásia. Asia, scusami. E agora o apóstolo Paulo ele tem uma visão. Ora apostolo Paolo ha avuto una visione E ali aparece um jovem macedônio. e lì appare un giovane macedonio. E o jovem diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Il giovane ha detto a lui: vieni da Macedonia, prendi cura di noi. E Paulo agora tem uma direção de Deus. Ora Paolo c'è una direzione di Dio, Porque Deus sempre tem uma direção para o seu perché povo. Dio sempre ha una direzione per noi. O nosso problema I nostri problemi é porque nós não oramos. è perché noi non preghiamo, Nós não pedimos direção a noi Deus. non chiediamo la direzione a Dio. Nós queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, Noi vogliamo fare le cose come vogliamo noi, conforme os nossos sonhos. conforme il nostro desiderio. É por isso que as coisas muitas vezes fogem do nosso controle. È per quello che tante volte le cose scappano dalle nostre mani, Porque nós não colocamos no controle de Deus. perché noi non lasciamo fare come Dio vuole.
O salmista disse certa vez: Il salmista dice certe volte, entrega o teu caminho ao Senhor, lascia il tuo cammino al Signore, confia nele, fida in Lui, que o mais ele fará. che tutto Lui farà. Porque ele é assim. Perché Lui è così. Você entrega o seu caminho, Ti lascia il tuo cammino nella mano del Signore, você entrega o seu controle, ti lascia il controllo della tua vita nella mano del Signore, você entrega as suas vontades. ti lascia le tue volontà, O resto ele faz. il resto Lui fa. E aqui nós vemos Paulo e Silas sendo guiados pelo Espírito Santo. E qua vediamo Paolo e Silas essere guidati dallo Spirito Santo. Eles chegam em Filipos. Loro arrivano a Filippo E ao chegar naquela cidade, e a arrivare in quella città, eles se encontram com a irmã chamada Lídia. e loro lì, quando arrivano lì, si trovano la sorella Lidia, la sorella Lidia. E ali aquela irmã E lì quella sorella tem o coração aberto c'è un cuore aperto para ouvir a palavra de Deus. per sentire la parola di Dio. Ela está atenta à voz do apóstolo Paulo, Lei è attenta alla voce dell'Apostolo Paolo, porque a Bíblia diz perché la parola dice que o Senhor abriu o seu coração. che il Signore ha aperto il suo cuore. Quando Deus abre o nosso coração, Quando Dio apre il nostro cuore, nós estaremos atentos à voz do Senhor. noi saremo attenti alla voce di Dio. Nós estaremos atentos à palavra do Senhor. Noi siamo attenti alla parola del Signore. Isso acontece quando Ele abre o nosso coração. Isso succede quando noi apriamo il nostro cuore. Por isso que aquela irmã abre o seu coração. Per quello quella sorella apre il suo cuore E ela é batizada em águas. e lei è battezzata nell'acqua. Então nós vemos aqui que a direção do Espírito Santo E vediamo qua che la presenza dello Spirito Santo nos leva a pregar a pessoas necessitadas. ti porta a pregare le persone necessitate, Pessoas que estão, bisognose, pessoas que têm sede de Deus. persone che abbiano la sete di Dio. E agora no versículo 16, E ora nel versicolo 16, a Bíblia diz que Paulo e Silas indo orar, la Bibbia dice che Paolo e Sila se ne è andato a pregare. preste bem atenção, que eles estão indo orar. Guardate bene che loro sono andati a pregare. Nesse percurso, Nesse percorso, a Bíblia diz que vem a eles in questo percorso la Bibbia dice che venne uma jovem una giovane, que tinha espírito de adivinhação. che questa giovane aveva lo spirito di divinazione. E certa vez, aquele espírito falou de Paulo e Silas. Quello spirito ha parlato di Paolo e Sila. E aquele espírito falou e disse: E quello spirito ha parlato così. esses que estão passando aqui Questi che sono qua são servos do Deus Altíssimo. sono servi del Dio Altissimo. Preste bem atenção, Guardate bene que o espírito falou che lo spirito ha parlato a verdade. la verità. Era a verdade. Era la verità. Falou o óbvio. È parlato il corretto. Mas a intenção Ma la intenzione era enganar. era ingannevole, ingannare. Aquele espírito daquela moça Quello spirito di quella donna queria tirar o foco dos apóstolos voleva togliere l'attenzione degli apostoli para aquela moça. per quella ragazza. Por isso que a Bíblia diz Per quello la Bibbia dice que através daquelas adivinhações che attraverso di quella adivinazione ela ganhava muito lucro. lei guadagnava abbastanti soldi. E aqui eu quero fazer um alerta à igreja. E qua voglio fare chiamare l'attenzione della Chiesa. Nós somos uma igreja que cremos que Deus revela o oculto e escondido. Noi siamo una chiesa che Dio rivela quello che è occulto. Deus pode se manifestar assim no meio de nós. Dio si manifesta così in mezzo a noi. Só que nenhum de nós Solo che nessuno di noi estaremos revelando as coisas profundas aqui. Estaremos revelando as coisas profundas. saremo a rivelare
le cose profundas. profonde. E depois E dopo pediremos dinheiro. chiederemo soldini. Isso não é o Espírito Santo. Questo non è lo Spirito Santo. Isso é um espírito de engano. Questo è un spirito di inganno. Nenhum homem de Deus Nessun uomo di Dio vai pegar as coisas de Deus prende le cose di Dio e vai querer explorar os homens. e viene da te a esplorare voi. Quem está pelo Espírito de Cristo Chi è per lo Spirito Santo di Dio vai glorificar Cristo. glorifica il suo nome, il nome di Dio. E o espírito do engano Lo spirito dell'inganno sabe até o nosso código fiscal. sappia até i codici della nota tesserina. Ele vai dizer o código. E lui dice il codice che è scritto lì della testa sanitaria. Não se assuste com isso. Non abbia paura su di questo, Mas isso é um espírito de engano. ma questo è lo spirito dell'inganno, Não é o Espírito Santo. non è lo Spirito Santo. E agora eu me recordo E ora mi ricordo de muitas pessoas, di tante le cose, di tante persone, muitas igrejas. troppe chiese, Igreja da revelação. la chiesa delle rivelazioni. Aí você vai lá naquela igreja, E te vai lì in quella chiesa, vai observar lá. guarda loro, Começa a revelar a vida das pessoas. comincia a rivelare le vite delle persone che sono lì, Mas não falam de Jesus. però non parlano di Gesù, Não falam de arrependimento. non parlano di arrependimento, Não fala de santidade. non parla della santità, Não fala da volta de Cristo. non parla della vigna di Gesù, Porque o vinda, que, il ritorno di Gesù, porque o que está ocorrendo ali perché quello che occorre lì é um espírito de engano. è lo spirito dell'inganno. E as pessoas vão ali. E le persone vanno lì, Deus está neste lugar. Deus è qua in questo luogo, Mas Deus não está lá. però Dio non è lì, Porque onde Deus está, perché dove sia Dio, o nome de Cristo é anunciado. il nome di Gesù Cristo è presente, è pregato, Não é um nome esquecido. non è un nome dimenticato, Ele é o primeiro. lui è il primo. A Bíblia diz: La parola di Dio dice, onde tiver 2 ou 3 reunidos Oh. em meu nome, quando sia uno, due o tre riuniti il mio nome, eu estou no meio. io sono in mezzo. Porque Cristo tem que estar no centro. Perché Cristo deve essere il centro. Por que o centro? Perché il centro? Porque é o local principal. Perché è il luogo principale. Ele tem que ser visto. Lui deve essere in evidenza. Ele tem que ser exaltado. Lui deve essere esaltato. Ele tem que ser glorificado. Lui bisogna essere glorificato. Ele tem que ser adorado. Lui deve essere adorato. Não são homens. Non sono uomini. Não são revelações. Non sono rivelazioni. Então nós vemos aqui Ora guardiamo qua uma moça sobre esse espírito de engano. una ragazza rapita di questi spiriti dell'inganno. Non rapita, sotto questo spirito. E ali ela por muitos dias falou aquela mesma coisa. E per troppi giorni lei ha parlato la stessa cosa. A Bíblia diz que Paulo se perturbou com aquilo. La Bibbia dice che Paolo si è incomodato con quelle cose. E ele olhou para aquela moça E lui ha guardato quella donna e falou ao espírito. e ha parlato allo spirito. Repreendeu aquele espírito. Lui è ripreso, come si dice, ripreso quello spirito. E aquela jovem foi liberta. E quella giovane è stata liberata da quello spirito. E agora uma grande perseguição E ora una grande persecuzione se levantou contra Paulo e Silas. si è alzato contro Paolo e Sila, Porque o lucro acabou. perché i soldini si è finito. Eles agora foram presos. Ora loro sono andati in galera. Foram presos não porque cometeram um crime, Loro sono andati in galera non perché ha commesso un crimine, mas porque expulsaram um demônio de uma jovem. perché loro sono espulsati, che loro hanno espulso
Erano liberati quella ragazza dallo spirito maligno. Então, eles são presos E allora loro sono condotti in galera por fazer a vontade de per Deus. fare la volontà di Dio. Porque a vontade de Deus, muitas vezes, Perché la volontà di Dio tante volte nos leva a locais desconfortáveis. non li porta ai luoghi disconfortabili. E agora o apóstolo Paulo, Disconfortabili. o apóstolo Paulo e Silas Ora apóstolo Paulo e Silas estão no cárcere interior. sono in galera nel luogo interno. Existe o cárcere normal Esiste carcere normale e existe o interior. e esiste interiore. Só para você entender que tipo de cárcere é esse. Solo per voi capire che tipo di carcere era questo. Porque o cárcere interior Perché il carcere interno era aquele onde os presos defecavam. era dove i prigionieri facevano la sua necessità, i Então, suoi bisogni. onde Paulo e Silas estavam. E dove Paulo e Sila erano, Descia lá. descia questo escremento. Eles estavam muito desconfortáveis. E loro erano abbastanza sconfortevoli. E eles não estavam livres para se esquivar. E loro non avevano loro non erano liberi per spostare di quegli escrementi. Porque a Bíblia diz que eles estavam presos no tronco. Perché la parola di Dio dice che loro erano attaccati in un legno. E ali eles recebiam. E lì loro cadevano quello in loro. Mas a Bíblia diz no versículo 25. Ma la parola di Dio dice nel versetto 25, Leia aí, leia aí. 25 Atos che? Atos 16, 25. Atos 16, 25. Ora, verso la mezzanotte, Paulo e Sila pregavano e cantavam inni a Dio, e i prigionieri li udivano. Queria abrir um parênteses aqui. Voglio aprire un parentesi. Eles estavam no cárcere interior, Loro erano lì in carcere interiore, recebendo mijo e fezes. che cadeva sopra il capo di loro le urine e le escrementi. Estavam ali despidos, Erano lì senza vestimenta, despiti, estavam ali com suas costas com ferimentos, era nella sua spalle con i ferimenti, porque eles receberam chicotadas. perché loro hanno preso ciabattata. È questo. Estavam em profunda humilhação. Erano in profonda umiliazione, Mas perto da meia-noite, ma perto della mezzanotte eles oravam, loro predicavano, eles louvavam. loro lodavano a Dio. Imagina só, Immaginatevi questo. às vezes, A volte eu e você io e te não passamos quase nada non non passiamo nulla, non passiamo do que esses homens estão passando aqui. di questo che loro, Paolo e Sila, passavano qua. Eles estavam passando algo muito difícil, Loro erano lì nel momento troppo difficile, mas estavam orando e cantando. ma loro era a cantare e predicare e pregare la parola di Dio, predicare. Aí às vezes a gente não passa nada. E a volte non passiamo nulla, E não oramos, não cantamos. non predichiamo e preghiamo e lodiamo. Existe algo muito sério na nossa vida. Esiste una cosa serissima in nostra vita. A nossa fé tem que ser essa. La nostra fede bisogna essere così. A fé que canta e ora. La fé che canta, la fé che loda
e prega em qualquer circunstância. in qualsiasi circostanza. Se a porta está aberta, Se la porta è aperta, glória a Deus. gloria a Dio. Se está fechada, Se è chiusa, glória a Deus. gloria a Dio. É deste modo. È così. Não é uma fé circunstancial. Non è una fede rasa, una fede... No, non è così. Secondo la circostanza. Se, Non è as- una fede momentanea. se tudo está bem, Se tutto va bene, estou bem. sono bene. Se tudo está mal, Se tutto va male, estou muito mal. sono male. Não é essa fé. Non è questa fede. Nós vemos a fé dos apóstolos aqui, Vediamo la fede dell'apostolo qua. orando e louvando a Deus. Orando e louvando. Pregando e lodando a Dio. E os presos estão escutando. E quelli prigionieri erano lì a ascoltare. Isso é uma pregação. Questa è una predica. Isso por si só já é uma pregação. Questo per sé già è una predica. Porque os prisioneiros estavam ali. Perché i prigionieri erano lì. Porque tinham matado, roubado. Perché avevano rubato e ucciso. Mas eles sabiam Ma loro sapevano que tinha 2 homens ali che c'erano 2 uomini lì que não cometeram nenhum crime. che non hanno commesso nessun crimine. Aliás, Anzi, o que eles fizeram e che loro hanno fatto era levar a palavra de Deus. hanno soltanto portato la parola di E Dio. aqueles prisioneiros ouvindo estão impactados. E quelli prigionieri erano lì, erano impactati Porque perto da meia-noite, perché perto delle mezzanotte, eles della estão mezzanotte, orando e cantando. loro erano a predicare e a lodare il nome di Dio. E a Bíblia diz, E la parola di Dio dice, neste ambiente de oração e de louvor, in questi ambienti di logo e adorazione, versículo 26. versetto 26. Leggo. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta delle prigioni furono scorsi. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Quando você ora e você louva, Quando você predica e loda, prisões se destroem, prigione si sblocca, si spacca, cadeias se quebram catena si rompe, pelo poder da oração, per la predica della orazione, pelo poder do louvor. per il potere della lode. Não deixe de orar, Non lascia di predicare, não deixe de louvar, non lascia di lodare, porque através da tua oração, perché attraverso della sua preghiera, através do teu louvor, perché attraverso della sua lode, Deus abrirá portas. Dio aprirà le porte. Deus abrirá portas. Dio aprirà portas. Deus abrirá as portas que você não pode abrir. Dio aprirà le porte che te non esce a aprire. Paulo e Silas Paolo e Silas não podiam se soltar. non potevano si saltare, si uscire, si liberare, Mas Deus ouviu ma Dio ha ascoltato a sua oração e o seu louvor le loro predica e le loro lode. e enviou terremoto Ha inviato un terremoto e abriu. e ha aperto E o que eu acho mais fantástico nesse texto e che io mi sento più fantastico, così più in questo testo, gioioso, detalhe no texto, un dettaglio in questo testo, que é um milagre sobrenatural. è un miracolo soprannaturale. Todo mundo aqui sabe, Tutti noi qua sappiamo, quando ocorre terremoto, quando succede un terremoto, o terremoto destrói tudo. il terremoto distrugge tutto. Destrói tudo. Se entrar terremoto aqui na igreja, Se entrar un terremoto qua in chiesa, tudo vai ficar fora do lugar. tutto esce dal suo luogo, Porque terremoto faz isso. perché un terremoto è così, Mas, sacude a terra. mas este terremoto, Ma questo terremoto milimetricamente foi calculado. millimetricamente è stato calcolato, Porque a única coisa que o terremoto deixou fora do lugar perché la unica cosa che è stato fuori di luogo foi as portas e cadeias. è stato le porte e le catene. Que Deus grande Che Dio grande
Deus maravilhoso. Dio maravilhoso. Porque se fosse um terremoto comum, Perché se è stato un terremoto comune, é bem provável que Paulo e Silas morreriam. è ben probabile che Paolo e Silas morivano E todos os outros presos. e tutti gli altri presi, Mas ninguém morreu. ma nessuno è stato morto. Porque o terremoto de Deus não mata ninguém. Perché il terremoto che viene da Dio non uccide nessuno. O terremoto de Il Deus terremoto di Dio abre as portas apre le porte e traz salvação e porta la salvezza e traz liberdade e porta la libertà e traz e libertação. porta la liberazione. Nós vemos o texto sagrado Vediamo in questo testo sacro que a salvação aconteceu. che la salvezza è successo Porque o carcereiro, perché i carcerieri, quando observou, quando ha guardato observou que ninguém morreu. che nessuno è stato morto, Alguns fugiram. qualcuno è andato via. Está ali Paulo e Silas. Erano lì Paolo e Sila, E agora o carcereiro, e ora i carcerieri, por ser o responsável por todos, per essere i responsabili di tutti, deseja se matar. vogliono uccidersi. E o apóstolo Paulo diz: E apostolo Paolo dice, não faça nada. non fai niente, Estamos aqui. siamo qua. E ali ele pega uma tocha, E lì lui prende una torcia, tira Paulo e Silas prende Paolo e Sila e faz uma pergunta. e fai una domanda. E ele diz assim: E lui dice così, Senhores, signori, o que é necessário que eu faça para me salvar? che devo fare per essere salvato? Paulo e Silas respondem: E Paolo e Sila risponde, creia no Senhor Jesus Cristo. crede nel Signore Gesù Cristo. Serás salvo tu e tua casa. Sarà salvato te e la tua casa. Lê o verso 32. 32. Amém. Poi essi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Quem enviou salvação para aquela casa? Chi ha portato la salvezza in quella casa? O terremoto de Deus. Il terremoto di Dio. Não fique triste Non rimanete triste quando as coisas estiverem fora do lugar. quando le cose vanno fuori di luogo. É Deus com seu terremoto, È Dio con il suo terremoto, mexendo as coisas. sacotendo le cose, Você spostando le cose. você não está entendendo, Te ora non capisce, mas você vai entender depois. però dopo te capirai, Porque desta situação perché desta situazione virá salvação virà la salvezza e o nome do Senhor será glorificado. e il nome del Signore Gesù Cristo sarà glorificato, Porque a Bíblia diz: perché la parola di Dio dice, lê o verso 33 e 34. ed egli li prese in quella stessa ora della notte e lavò loro le piaghe. Così? E lui e tutte le sue furono subito battezzati. Condotteli quindi in casa sua, apparecchiò loro da tavola e si rallegrava con tutta la casa di aver creduto in Dio. Porque a salvação Perché la salvezza traz alegria, porta l'allegria, não só a você, non solo a voi, mas toda a sua família. ma a tutta la tua famiglia. A alegria da salvação, L'allegrezza della salvezza, a droga não pode comprar. la droga non puoi comprare, Dinheiro não pode comprar. soldini non puoi comprare, Porque a alegria da salvação perché l'allegrezza della salvezza é uma alegria que vem do è céu. un'allegria che viene da Dio. Então, querida igreja, Allora, querida Chiesa, que Deus nos ajude che Dio noi aiutano a termos a mesma fé de Paulo e a Silas. avere la stessa fede di Paolo e Silas, Não a fé circunstancial, non una fede debole, mas uma fé que crê em todas as circunstâncias. ma una fede che crede in tutte le condizioni. Então não pare de orar. Allora non smetti di
pregare, não pare de louvar, non pare di lodare, porque Deus está ouvindo o meu louvor e a tua oração. perché Dio ascolta la tua lode e la tua preghiera. Que Deus abençoe a todos. Che Dio benedica a tutti voi. Neste momento nós vamos In questo momento noi andiamo, orar ao Senhor. oriamo a Dio. Ramon, per lei. Ok. Vai in viaggio, no? Sì, sì. E allora Parla qui. io vorrei ringraziare a tutti perché io sono venuta qua per rinnovare i documenti. E ho durato 2 anni. Per me voi siete più della mia famiglia. Perché lo porterò sempre nel mio cuore. E lo ringrazio davvero, ringrazio a Raymond e a Elisabeth perché mi hanno portato qua e io mi sento in famiglia. Che Dio ci benedica a tutti. Glória a Deus, metemos-nos em pé, fachamos a pregueira per lei. Glória a Deus. Vorrei invitar la sorella Neuma per fare questa preghiera. Per lei e per tutta a chiesa. E finaliza o culto também. Não sei como si dice. Pace a tutti, preghiamo. Signore, Dio, in questo momento, Signore, noi siamo grati a te. Siamo grati perché il Signore ti ha dato questa opportunità, Signore, di essere qui a sentire la tua parola. Signore, noi usciamo da qui oggi, Signore, diversi. Usciamo da qui oggi, Signore, con questa parola nei nostri cuori. E noi possiamo, Signore Gesù Cristo, capire in quello che succede, Signore, nella nostra vita. Signore, tante volte lì tu eri morto e il Signore sta mettendo a posto quello che non è a posto. Signore, e noi possiamo essere, Signore Gesù Cristo, essere persone diverse e il Signore possa ampliare quello che bisogna essere ampliato. Signore, e noi possiamo capire, Signore, a sentire i movimenti di quello che stanno ampliando il posto, ma che noi possiamo avere, Signore, il nostro cuore e è il Signore che sta facendo. Signore, in questo momento vorrei ringraziare per la vita della nostra sorella. Signore, il Signore ha portato lei qui, Signore, in Italia un proposito. Lei è venuta qui, Signore, pensando che stava venendo, Signore, a fare un documento. Ma un documento che lei è venuto a prendere in questo posto è la sua cittadinanza no cielo. Signore Gesù Cristo, noi siamo grati a te per la vita della nostra sorella e lei, il Signore, possa andare con lei al suo paese, Signore, e lì lei possa trovare una famiglia e stia, Signore, al suo canto e lei possa crescere, Signore, conoscere la tua parola. Signore Gesù, direciona lei a una chiesa e abbia tanto amore a dare a questa sorella nel nome di Gesù Cristo, Signore. Porta ognuno di noi, Signore, a casa, benedice la vita di ognuno e questa settimana venga a essere, Signore, una settimana benedetta nel nome di Gesù. Amém. Graças a Deus, la sorella Jéssica fará aqui os avisos da semana. Pace a tutti. A programma dessa settimana sarà studio biblico alle 19h27, 28 preghiera del mattino alle 9 con la missionaria Josiana qui, in jejuno in preghiera, alle 9 alle 11. Dopo terá bazar qui, até alle 15. Convidamos tutti per stare qui, lodando ao Senhor em preghiera com noi. E
E tavolo que edifica será 30, com tutte le donne, scandisci in Firenze, ok? Contamos com voi, ti aspettiamo. Sì, ok. E 31 é o encontro de uomini, que será, esses dois encontros, tavolo que edifica, será em Firenze, alle 17h30, tanto na giovedì, sexta-feira, com as donas, e com o homem, 18h30, ok? Em Firenze. Grazie. Graças a Deus, recebamos a bênção dos apóstolos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós para hoje e sempre.